Gli intenti e le motivazioni dell'Istituto di Cultura Siciliana Federico II sono state presentate lo scorso 5 aprile in un incontro organizzato con i cittadini siciliani e rappresentanti istituzionali presso la Sala Mattarella dell'Ars, un luogo rappresentativo delle nostre istituzioni, sede del Parlamento siciliano, il più antico al mondo. Tanti e appassionati gli interventi di alto profilo effettuati dai rappresentanti dell'Istituto Federico II, seguiti da un'attenta platea che ha visto la partecipazione di tante realtà siciliane. Tra gli intervenuti il presidente Enzo Castrense Cassata, che ha condotto e moderato il dibattito in aula, Vittorio Agrò, Caterina Carsidona, Alfonso Zambuto, Patrizia Gallo. L'assemblea ha seguito con interesse quanto esposto anche dai relatori, il professor Mario Scaglia, autore della grammatica siciliana, il professore Fonso Genchi, cultore della lingua siciliana, Claudio D'Angelo, scrittore e studioso della lingua siciliana. L'obiettivo comune è quello di diffondere la lingua siciliana tra i giovani e la concreta attuazione di quanto stabilito nella legge regionale numero 9 del 2011 dell'insegnamento del dialetto e della storia siciliana nelle scuole, al fine di valorizzare l'identità culturale siciliana. Gli obiettivi sono stati appena enunciati, sono quelli della difesa della lingua siciliana, ma più in generale della vera storia della Sicilia, quindi della cultura. Noi ci prefiggiamo di realizzare, attraverso l'ausilio, il sostegno di studiosi e di esperti delle varie materie, un insieme che possa contribuire a dare crescita e sviluppo al territorio. Cioè noi riteniamo che una nuova coscienza possibile attraverso appunto la consapevolezza di ciò che siamo stati, ma soprattutto di ciò che ancora possiamo essere, possa dare frutti copiosi ai figli di questa terra. Noi vogliamo lavorare guardando alle nuove generazioni, visto che in questo periodo il loro futuro è messo fortemente in dubbio, purtroppo da un insieme di fattori che non dà certezze per quello che è i progetti di vita di queste giovani coppie, per esempio. Quindi l'Istituto di Cultura si prefigge attraverso, per esempio, la richiesta dell'attuazione della legge 9 2011 con i decreti attuativi appositi, di dare la possibilità dell'insegnamento nelle scuole sia della lingua siciliana ma anche della vera storia. Cioè noi desideriamo che ci sia una nuova lettura sulla base di nuove conoscenze che sono emerse negli anni. Abbiamo voluto e devo dire ottenuto la possibilità di questa sala perché qui in questa sede avevamo invitato rappresentanti delle istituzioni che per motivi diversi non sono qui con noi, ma avevamo chiesto questa possibilità di questo incontro qui per rivolgere direttamente queste richieste a questi nostri rappresentanti, ma continueremo a farlo. Noi di fatto già oggi pratichiamo questa possibilità di andare nelle scuole e quindi parlare con i siciliani di domani di lingua siciliana, di storia della Sicilia, di fatto lo facciamo già. Devo dire grazie alla sensibilità di alcuni dirigenti scolastici che ci consentono questo o di alcuni sindaci che ci hanno messo a disposizione locali e quant'altro. Noi oltre ad agire nella divulgazione della cultura e di tutto ciò che riguarda la Sicilia, abbiamo interesse anche a formare. Difatti noi lavoreremo nella formazione a 360 gradi, cioè in tantissimi ambiti. E noi crediamo per esempio nell'unione dei popoli. Lei mi insegna che l'attuale formazione politica consta più di stati che di popoli, quindi è quella sì una contraddizione. Ecco, noi siamo invece appunto per la valorizzazione di tutti i popoli dell'Europa. Noi in questa competizione Prossima Ventura non saremo parte in causa,
nel senso che non parteciperemo, non è competenza dell'istituto partecipare, quindi noi siamo in questa conduzione soltanto di fare propaganda, cultura, divulgazione di ciò che noi siamo, ecco. Si parla tanto di Sicilia, di sviluppo, ma le situazioni sono sicuramente gravissime. Stiamo vedendo che le maggiori arterie sono bloccate. Noi stesso per venire da Agrigento qui a Palermo abbiamo impiegato diverse ore per una strada che è totalmente abbandonata a se stesso, ma parliamo anche della Agrigento-Caltanissetta, l'ultimo lotto è completamente, diciamo, fuori da ogni completamento. Vediamo queste passerelle che arrivano, ministri dal nord, insomma, fanno sempre tagli di nastri, promesse, dico, però ecco, c'è un problema serio di trasporti, di collegamenti anche con gli aerei, uno che deve andare fuori, i siciliani che devono venire e devono spendere un occhio della testa, insomma anche su questo sono delle criticità che bisogna anche evidenziare e credo che il vostro movimento, la vostra associazione tra i principi lo farà. Sicuramente, noi qui in questo convegno abbiamo parlato essenzialmente di cultura, di lingua, di storia, ma è chiaro che quando noi parliamo di lingua e di cultura intendiamo, nominando per esempio alcuni piccoli musei, perché oltre a quelli molto noti nelle grandi città, il Salinas di Palermo o altri musei, noi abbiamo anche attenzionato il territorio, i piccoli comuni come per esempio Marianopoli, che è sede di alcuni musei stupendi, straordinari. Lo stesso purtroppo scomparso archeologo Sebastiano Tusa, assessore ai beni culturali, li aveva citati e attenzionati. Io che conosco il territorio devo dire che se si deve valorizzare, o meglio, si debbono valorizzare queste piccole realtà, non sono Marianopoli, ma nel Nisseno potremmo fare tanti e numerosi impegni, le infrastrutture mancano, ma non mancano solo le autostrade, ma mancano anche le statali, la statale 121, strade provinciali non ne parliamo, quindi di fatto la situazione infrastrutturale per noi è penalizzante. Ma non solo per la cultura, ma anche per il trasporto e il conferimento dei beni, no? Noi sappiamo che da Ragusa, per esempio, per raggiungere i mercati di riferimento, che possano essere quelli delle grandi città o anche quelli degli aeroporti, sono penalizzati. Cioè noi siamo in una condizione disastrosa da questo punto di vista. Adesso in questi giorni abbiamo sentito un'intervista del Presidente della Regione che parlava di un grande hub nel centro della Sicilia. È un vecchio progetto che ogni tanto ritorna. Che significa? È sicuramente un progetto interessantissimo questo dell'hub nel centro della Sicilia, ma noi già abbiamo strutture come l'aeroporto di Comiso, sarebbe, se funzionasse a dovere, importantissimo in quella zona per l'ortofrutticoltura, quello di Birgi per tutto il resto, il mondo del vino, il mondo del marmo. Quindi noi abbiamo delle realtà nel nostro territorio che non decollano anche per questo. Abbiamo citato le grandi infrastrutture, ma guardate che al di là di questo ci sono anche le strade interpoderali. Noi abbiamo contadini, io mi occupo anche di agricoltura, abbiamo contadini che non possono più raggiungere i loro poderi, abbandonano, non li coltivano perché non ci sono strade interpoderali. Per non parlare anche di paesi, ho visto in questi giorni che a causa delle frane di ponti sono totalmente isolati. Totalmente isolati. Abbiamo visto le interviste fatte nelle Madonie a pastori, allevatori che raggiungono con difficoltà le bestie, gli animali. Ecco, questa è una situazione da terzo mondo, mi spiace doverlo dire, però intanto a livello nazionale si parla di grandi progetti, il TAV, il treno ad alta velocità, noi siamo ancora al binario unico. Questa mattina il professore Mario Scaglia, che oggi è qui con noi, per raggiungere Palermo con un treno ha dovuto aspettare 4 ore tra una partenza e l'altra. Palermo con Agrigento. Palermo è il capoluogo
Agrigento è un centro di cultura straordinario, ma se noi i turisti, i visitatori che ci vengono a trovare, gli diamo la strada che tutti conosciamo, la Palermo-Agrigento, ci vuole 2 ore e mezza, 3 ore per fare questo tragitto di appena 95-100 km. Ecco, questa è la situazione della Sicilia attuale. L'iniziativa io la valuto senz'altro positivamente, solo che per quanto riguarda gli obiettivi ho sempre in prospettiva le mie delusioni basandomi sull'esperienza, perché già nell'81 la Regione aveva dato possibilità dell'insegnamento della lingua siciliana, ma non è stata mai attuata né ha dato la possibilità che si attuasse. Nell'11 ha fatto la stessa normativa ed è stata sempre lettera morta. Analogamente dal recente già 2 anni questa legge di obbligo dell'insegnamento addirittura come obbligo, quindi non più come facoltà di scelta da parte dell'insegnante, rimane ancora tutt'oggi lettera morta. Quindi se la legge deve essere solo legge per essere letta, tanto vale non farla. Se poi non si danno da parte di chi è preposto a far sì che questo possa attuarsi le possibilità o le normative affinché questo si realizzi. Ecco, lei ha realizzato anche una grammatica, sì, professore. Il motivo è determinato dal fatto che lavoro moltissimo col siciliano e ci lavoro già dal 1960, quindi parecchio tempo. Io ho avuto semplicemente soltanto tra le mani la grammatica siciliana del P3 e quindi sulla base di quella grammatica ho potuto lavorare con il siciliano. Poi mi sono però reso conto che il P3 soltanto cura la grammatica dal punto di vista morfologico e fonetico, mentre ignora totalmente la parte che riguarda la sintassi. Non solo, ma le regole che detta sono pochissime. Per cui anche io nello scrivere in siciliano ho cominciato con lo scrivere in dialetto, non con lo scrivere in lingua italiana. Per cui mi sono posto il problema: perché non costituire una grammatica fissando regole ben determinate in modo tale che a tutti gli effetti si costituisca una lingua vera e propria che abbia le fondamenta su cui basarsi come lingua. E quindi da lì ho dato vita a questa grammatica proprio che contiene tutta questa parte, cioè la parte iniziale che riguarda la morfologia e la fonetica e poi la parte della sintassi che era sostanzialmente carente e non esistente in P3. Secondo lei da parte dei giovani ci può essere un interesse ad avere una conoscenza della lingua siciliana che giorno dopo giorno insomma si diluisce con tanti altri detti, insomma. Sì. E praticamente c'è questo, non solo nei giovani manca un interesse, ma addirittura negli stessi anziani manca l'interesse a trasferire la stessa lingua siciliana. Basti pensare che noi stessi come alunni ci vergogniamo a parlare siciliano con i nostri stessi figli o con i nostri parenti perché per un senso così di atavica vergogna. È come se dovessimo parlare chissà quale lingua di volgare, eccetera, mentre è una lingua a tutti gli effetti. Lì c'è tra l'altro un motivo pratico, perché se i nostri ragazzi non vengono abituati all'uso della lingua italiana, noi pensiamo che all'interno della scuola possono anche trovarsi in enorme difficoltà, quindi avere una valutazione non consona a quelle che sono le capacità. Ma ciò non è vero, perché ciò non implica che io non possa conoscere la lingua siciliana. Come conosco il francese, come conosco l'inglese, posso perfettamente conoscere la lingua siciliana e la lingua italiana. Tra l'altro tengo a precisare che chi conosce il latino, chi conosce l'italiano, avvicinando il siciliano si rende conto che sono tutte e 3 lingue perfettamente corrispondenti l'uno con l'altro. Quindi se veramente all'interno della scuola si realizzasse questo tipo di attività o di insegnamento come lingua siciliana, si potrebbe veramente dare la possibilità ai giovani di conoscere quella che è la propria lingua, la propria cultura e le tradizioni che sono proprie del nostro popolo, che ci appartengono ma che purtroppo sono dimenticate e abbandonate. Solo dopo molto tempo si cerca di ripescarle quando ormai c'è poco da pescare. Ma le strutture scolastiche sono pronte a questo? Assolutamente no.
sia perché non c'è la predisposizione da parte dei docenti, non c'è la predisposizione da parte dei capi d'istituto, sia perché effettivamente i docenti non sono nemmeno preparati a questo. C'è un principio fondamentale: come posso insegnare la lingua se io non la conosco? Se prima il docente non conosce la lingua siciliana, come può farlo? E quindi da qui la necessità che la stessa regione dia la possibilità di una formazione da parte di alcuni, diciamo, studiosi di questi docenti, in maniera tale che possano naturalmente dare i primi insegnamenti agli alunni, ed è qui da cosa nasce cosa, come dice Totò. Forse il bisogno si sente più nelle comunità estere che nel nostro territorio, vero? Non solo, perché sono quelli che sono più lontani dal proprio suolo e che conoscono e sanno che cosa significa abbandonare la propria terra e il profumo della propria terra, che in nessun'altra zona si può portare, ci se lo porta sempre addosso. In questo senso l'azione dell'istituto potrebbe essere questa? Sì, certo, praticamente l'istituto, soprattutto la regione, dovrebbe spingere di più e veramente rendere possibile che questo si attui. La Sardegna, anticipando moltissimi tempi, parecchio tempo fa, ha dato la possibilità ai ragazzi che vanno all'università di presentare la lingua in bilingue, cioè la tesi in bilingue, cioè in italiano e in sardo. Noi invece questo non l'abbiamo fatto. Io per esempio lavoro in bilingue, pubblico le mie opere in siciliano con affronto alla traduzione italiana. Io ho scritto un romanzo tutto in siciliano, ho scritto praticamente dei teatri, delle 4 atti unici di teatro, ho scritto moltissime poesie, ho fatto la traduzione delle favole di Fedo, la traduzione dei migliori idilli di Leopardi, ma sempre li trasferisco in bilinguismo, in modo tale che chi non sa leggere il siciliano almeno avvicini il siciliano tramite l'italiano. Ecco, se le nostre facoltà facessero già questo tipo di lavoro, vero è che parte della lingua siciliana si è persa, ma ancora siamo in tempo di poter recuperare il recuperabile, prima che si perda tutto totalmente, a vantaggio di che cosa? Di una lingua che non è lingua, perché l'italiano diventa bastardo, c'avi i termini inglesi, c'avi i termini francesi, e piglia termini da qualunque, a danno anche dello stesso italiano. Noi non usiamo più, faccio una vacanza, faccio un weekend. Ecco, questi termini anglosassoni, inglesi in particolare, no? Ogni cosa, vediamo anche nell'economia, nella finanza, si usano ormai termini prettamente inglesi, addirittura tedeschi, insomma anche questa parola spread per esempio, insomma sì. Tante parole sono presenti nel lessico italiano. Anche perché nella nostra ignoranza c'è la convinzione che se parliamo in un determinato modo, o mentre parliamo introduciamo determinati termini, facciamo figura di essere persone istruite, ma insomma. Claudio D'Angelo, scrittore e studioso di storia siciliana, ha partecipato a questa presentazione all'Istituto Federico II ai siciliani. State facendo un lavoro, almeno da quello che posso capire, sono stati anche gli interventi precedenti, di semina per cercare anche di continuare a far parlare la lingua siciliana e non farla perdere, cosa che i giovani oggi stanno abbandonando, preferendo terminologie spesso linguistiche diverse dalla nostra. Sinceramente io mi occupo di siculi, però è chiaro che la lingua c'entra perché molte parole che tutt'oggi sono nel siciliano provengono dalla lingua parlata dai siculi, parlavano una lingua orientale, parlavano il proto-sanscrito, e tutt'oggi abbiamo tantissime parole di sanscrito nel siciliano. Ne potrei dire alcune, non so, per esempio Prescia è un termine che non ha niente a che vedere con il latino, è un termine sanscrito, ma un po' tutti i luoghi abitati dai siculi, loro sono stati per più di 1000 anni qui padroni assoluti dell'isola, e quindi hanno dato nome a ogni cosa. Etna è un termine sanscrito, significa montagna fumante, oppure non so, Agira, la città di Agira significa la città imprendibile, e così via. Trinacria è un altro termine che non è greco, ma è sanscrito, siculo, e significa appunto il giardino, perché loro trovarono questa meravigliosa isola che era un vero e proprio giardino. Ecco.
Questo è, io con i siculi chiaramente ci si può allacciare benissimo alla lingua che poi oggi noi tutti parliamo. Io mi auspico che si possa parlare, si possa insegnare il siciliano nelle nostre scuole, anche perché è qualcosa che ci portiamo dai nostri padri, è il nostro DNA, è come se abbandonassimo il nostro DNA. Ragazzi, non dimenticate che il siciliano è qualcosa che appartiene ai nostri padri. Agrigento non so cosa dire, io posso dire come studioso storico dei siculi che Agrigento è stata una città siceliota, molti la definiscono greca, io preferisco attribuirla ai sicelioti perché se no ho sempre pensato se fosse stata greca l'avrebbero chiamata Greca-liota, non siceliota. Siceliota significa appunto che era un popolo che aveva una base culturale molto forte, sicula, al quale si sono aggiunte alcune caratteristiche greche. Purtroppo noi siciliani non valorizziamo abbastanza la nostra lingua ed è una cosa molto strana che accade in pochissime parti del mondo. Qualsiasi regione che abbia una sua lingua locale, una sua lingua regionale, fa di tutto affinché possa essere usata, parlata anche in ambiti pubblici, quindi non relegata soltanto ad ambiti amicali e familiari. Noi invece siamo un po' fermi. Non seguiamo quello che accade nel mondo, ma perché è importante cercare di valorizzare la lingua regionale, quindi nel nostro caso la lingua siciliana? Ma essenzialmente per due aspetti. Uno, per una questione identitaria, perché la lingua è molto di più di un mero fatto linguistico comunicativo. Nella lingua è racchiusa tutta una cultura. Io vorrei ricordare la poesia di Ignazio Buttitta, Lingua e dialetto, no? In cui si dice ci possono rubare qualsiasi cosa, o letto non ne rurmemo, a tavola non ne mangiamo, ma se ne arroba una lingua, solo se ne arroba una lingua siamo poveri e persi per sempre. E poi l'altro aspetto importante per cui è importante valorizzare la propria lingua regionale è perché da 40 anni circa a questa parte ci sono state delle scoperte interessanti sul bilinguismo. Cioè si è visto che quelle popolazioni che sono in grado sin da piccoli, i bambini di quelle popolazioni apprendono in maniera naturale una seconda lingua, quindi non soltanto quella ufficiale, ma anche la lingua locale. Ecco, si è visto che ci sono dei vantaggi, il cervello si struttura in maniera diversa addirittura, cioè i rapporti tra i neuroni, io non sono uno specialista di queste cose, però ricordo di aver letto proprio questo, che il fatto di, sin da bambini, sapere che un oggetto può essere chiamato con due termini diversi, fa sì che il cervello si strutturi in maniera diversa rispetto al bambino che associa a ogni oggetto, a ogni cosa, un solo termine. E tutto ciò si rivela nel futuro di quel bambino come qualcosa di molto positivo, perché avrà più facilità di imparare lingue terze, lingue straniere, ma addirittura avrà un rendimento scolastico migliore, una capacità, si pensi un po', addirittura di comprendere meglio gli altri, quindi un'apertura mentale maggiore. E poi l'ultima scoperta, questa è recente, è l'Alzheimer. L'Alzheimer si è visto che in quelle popolazioni bilingue viene dopo, a livello di età media. Quindi addirittura ha un effetto sulla nostra salute il bilinguismo. Quindi, ma per quale motivo non dobbiamo valorizzare la nostra lingua? Ricordiamo che la legge è del 2011, già sono passati 8 anni e niente, non accade nulla. Io non riesco a capire com'è possibile che non si riesca a introdurre lo studio. Attualmente la legge dice del patrimonio linguistico siciliano, io mi auguro che presto si possa chiaramente introdurre lo studio della lingua siciliana e che la lingua siciliana possa raggiungere uno status di lingua ufficiale. Siamo l'unica grande isola del Mediterraneo a non aver dato alla propria lingua lo status di lingua ufficiale. Il corso è lingua ufficiale in Corsica da alcuni anni. Il sardo, che pure è una lingua composta da diversi dialetti difficilmente integrabili l'uno con l'altro, eppure è lingua co-ufficiale di Sardegna assieme all'italiano. Perché il siciliano non può diventare lingua co-ufficiale di Sicilia? Non c'è nessuna ragione. Quindi bisogna anche sensibilizzare le scuole. Sì, bisogna sensibilizzare le scuole.
Ecco, un grande linguista dell'UNESCO, un certo Mosley, diceva una cosa: affinché una lingua non si estingua servono essenzialmente due cose. Uno, degli atti concreti di carattere politico, legislativo, per tutelarla, per promuoverla, ma soprattutto serve la militanza da parte della gente. Ecco, se noi siciliani non pretendiamo dalle istituzioni che si facciano questi atti politici volti a tutelare, promuovere l'uso della lingua siciliana, chiaramente le istituzioni politiche dormono come stanno dormendo dal 2011. Anche perché c'è oggi una tendenza che ogni parola, ogni progetto che si presenta, si preferiscono parole inglesi, non so, in campo economico, in campo finanziario, per esempio start-up, insomma tantissime iniziative vengono presentate con i loghi di parole che non sono italiane. Poi non parliamo insomma di dire siciliani, per cui c'è una sorta anche di, non lo so, come se lo spiega lei questo fenomeno? Ma a me questa cosa fa ridere molto, devo dire, perché se da un lato possiamo pensare che noi siamo aperti a tutto, alla cultura dominante, che poi purtroppo non è che siamo aperti a tutto, siamo un po' dominati dalle culture più forti, attualmente più forti, non necessariamente migliori. Ecco, mi fa un po' ridere. Mi chiedo se non abbiamo un po' una mente da colonizzati, se abbiamo qualche problema noi. Mi chiedo se per noi stessi leggere un nome in inglese non fa sì che quella cosa abbia più importanza, sia più bella. Ecco, sarebbe veramente ridicolo se fosse così, ma temo che potrebbe essere così. Però devo dire una cosa, sto vedendo un segnale interessante, molto interessante. Vedo che per esempio moltissime insegne di negozi ora sono in siciliano, c'è una ripresa, c'è una rinascita. Ecco, questo fa sì che possiamo sperare veramente. Io credo che questo è il momento giusto per prendere coscienza su queste tematiche di carattere linguistico e per far sì che ci mettiamo al pari di tutte le altre culture, di tutte le altre regioni identitarie, europee e non europee, in cui la lingua locale viene valorizzata, viene insegnata nelle scuole, viene ufficializzata. Le stesse istituzioni scrivono dei documenti sia nella lingua dello Stato sia nella lingua regionale. D'altronde c'è un trattato europeo che l'Italia ha firmato, non dimentichiamocelo, questo fatto lo sanno poche persone. European Charter for Minority and Regional Languages, l'Italia l'ha firmato, dice proprio questo, impegna gli stati firmatari a promuovere l'uso della lingua locale, delle lingue regionali e minoritarie, attraverso vari mezzi, tra i quali l'insegnamento nella scuola e l'uso nei mezzi di informazione. Ecco, l'Italia ha firmato questo trattato ma non lo ha mai ratificato, cioè non ha mai fatto nulla dopo la firma affinché possa effettivamente rendere effettivo tutto ciò che... Quindi come concludiamo questa intervista? Con un appello, una sorta di impegno, ecco. Ma io l'appello lo farei a tutte le persone che ci ascoltano. È importante pressare, far sentire il nostro fiato sul collo sulla classe politica, che poi sono loro che devono fare le leggi, devono attuarle dopo averle fatto. Ecco, se noi cittadini richiediamo fortemente, in varie maniere, ci sono varie possibilità, che questa legge, per esempio del 2011, venga finalmente attuata, ecco, può darsi che qualche cosa si muoverà nel futuro. Ce lo auguriamo certamente.